E un applauso ovviamente ai tre gruppi del folklore friulano che si sono esibiti da Capriva, da Lucinico e da San Vito a Tagliamento. Allora adesso intanto che prepariamo gli ospiti, che prepariamo i gruppi orchestrali dei due gruppi ospiti che si esibiranno tra poco, io mi permetto di fare alcuni ringraziamenti, alcune doverose citazioni di quelli che sono gli enti che patrocinano questo Festival Mondiale del Folklore Giovanile, che è giunto quest'anno alla sua 14ª edizione. Abbiamo innanzitutto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le province di Pordenone e di Udine e quella di Gorizia, il comune di Arta Terme, il comune di Capriva del Friuli, il comune di Muggia, il comune di Pordenone, di Roveredo in Piano e il comune di Udine. Alcune organizzazioni come Udine Estate, Pordenone in Città, la Pro Pordenone, il Consorzio Albergatori Arta Tour e poi abbiamo anche il piacevole patrocinio del Club UNESCO di Udine, del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per l'Unicef e l'Unione Folclorica Italiana. Per quanto riguarda le contribuzioni, fondamentali sono quelle della Fondazione Krupp e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Io credo che noi adesso anche dovremmo fare qualche momento ufficiale, per cui io chiamerei un attimo il presidente del gruppo folclorico Primavera, Benito Toffol, che credo sia in veste qui anche della vicepresidenza per la provincia di Gorizia della FGR, e vi dico quelle che possono essere due parole anche nella mia veste ufficiale. Il Festival del Folklore lo abbiamo visto nascere qui a Capriva, nasce proprio dal fatto che qui è nato nel 1929 un gruppo folclorico che oggi ha il nome del suo fondatore, Michele Grion. Il gruppo Primavera è una costola di questo gruppo, esegue le danze dei danzerini maggiori, quindi è una tradizione che si rinnova qui a Capriva del Friuli ormai appunto dal 1929. Con loro ho trascorso, credo, i momenti, potrei dire, più belli della mia vita. Con loro sono stato in giro per il mondo quando ho avuto la fortuna di essere io il presidente di questo gruppo, e tuttora da sindaco posso dire che questo momento in cui stiamo qua insieme è veramente uno dei momenti più belli della stagione estiva, proprio in cui si possono vedere questi ragazzini danzare e portare un po' di allegria e di colore nelle nostre estati. In particolare va il ringraziamento alla FGR che appunto da 14 anni lo chiamiamo anche Giorgio Sanche, così anche lui è presidente dell'UFI anche dell'UGF, quindi dell'Unione dei Gruppi Folclorici del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche il patrocinio del CIOF, che è appunto il Comitato Internazionale del Folklore. Ecco, io mi fermerei qua perché vedo che stiamo già preparando bene tutte quelle che sono le parti musicali. Sottolineo solo il fatto che quelli che prima erano gli orchestrali del gruppo Primavera adesso sono i tecnici del suono, quindi qui veramente non c'è spreco, no? Le risorse vengono ottimizzate al massimo. Allora cominciamo con Giorgio, un saluto dall'UGF. Io porto il saluto del folklore regionale, che ho l'onore di rappresentare, ed è una buona tradizione essere presente in questo luogo particolare. E poi ripresentarsi spesso, ritornare spesso su queste piazze ormai per noi significative, poi diventa un problema parlare al pubblico, perché poi ci conosciamo un po' tutti e rischiamo un po' di ripeterci. Io piuttosto che parlare del festival volevo riproporre un invito che era stato fatto l'anno scorso, di avvicinare i ragazzi al folklore, al mondo del folklore, perché credo sia una cosa importante, al di là per quello che sembra, ma proprio per una tutela della nostra cultura, delle nostre radici. Probabilmente incontrarsi, fare queste attività che sono un po' desuete o sembrano un po' lontane dalla nostra realtà, può aprire una finestra sul nostro passato, forse una voglia di conoscere quello che eravamo, forse anche senza nostalgia, ma proprio per conoscere di più un po' le nostre terre.
perché sta capitando è sempre più facile sentire parlare i nostri ragazzi l'inglese o lingue diverse dalla nostra e sapere magari sempre meno il friulano o la nostra cultura. Per questo io rinnovo l'invito, al di là dello spettacolo, del ballare, del far continuare queste tradizioni che sono radicate, diventa proprio una porta per conoscerci e riconoscere e non perdere quello che è stata la nostra cultura e la nostra tradizione. E con queste parole dovermente un ringraziamento al Presidente della FGR che non è presente qui, porto anche il suo saluto e un complimento a tutta la FGR perché pur in questi momenti di estrema crisi e di estremo taglio delle risorse ha avuto comunque la forza e il coraggio di portare avanti questa iniziativa che sicuramente è importante ed è soprattutto unica in regione in questo settore. Quindi un plauso a tutta la FGR. Grazie Gianni, scusa che prima nella presentazione ti ho chiamato Giorgio, però appunto come dici tu, qua ci si trova sempre spesso e poi alla fine si fanno anche le gaffe, diciamo, no? Comunque il nostro Gianni è presente. E Benito, due parole anche da colui che fino a poco fa era invece addetto al vettovagliamento. Bene, buonasera a tutti presenti. Ringrazio per la vostra presenza, ogni anno lo faccio perché è qualche sedia vuota, purtroppo il tempo oggi ha fatto le sue pizze, comunque grazie a tutti voi, grazie a tutti i gruppi partecipanti, alla FGR che ci dà la possibilità di avere questi gruppi. Noi nel nostro piccolo senz'altro dobbiamo ringraziare, speriamo perché non lo sappiamo ancora, noi non facciamo tanto, però questa sera questi ragazzi hanno mangiato, non erano poche, sono un centinaio e questo è a carico nostro, speriamo che qualcuno ci venga incontro. Per adesso siamo il buio, fino in questo momento. Comunque ringraziamo lo stesso, voglio ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio, il Comune di Capriva che ci è sempre vicino, la provincia, la Proloco di Capriva e l'UGF, l'Unione dei Gruppi Folclorici Friulani. Ecco, quello che voglio dirvi ancora e poi facciamo fare ballare gli altri. Avete visto questa sera questi ragazzi, senz'altro noi siamo un po' in crisi, abbiamo i nostri ragazzi ma come vedete siamo un po' in crisi, ma non solo noi, però a Capriva ci sono bambini. Allora io dico, fanno tante cose questi bambini, ma un'ora alla settimana possono venire a prove e pur non girare anche diciamo il mondo, perché questi bambini, i nostri ragazzi, neanche 20 giorni fa erano a ballare alla fine del Festival Nazionale della FAFIT, ieri sera erano a Murgia, questa sera sono qui, lunedì saranno a San Vito, martedì una rappresentanza a Udine e mercoledì saremo in Austria. Ecco, qualcosa vedono, dico ai caprivesi che abitano a Capriva, tutti, che possono mandare i suoi bambini, noi facciamo le prove il venerdì. Ringrazio e diamo spazio senz'altro chi è già pronto qui. E buonanotte e grazie di nuovo a tutti. Bene, abbiamo ancora un momento di consegna di un ricordo della serata ai gruppi, quindi chiamiamo su i nostri bambini con le valigie, con le borse, eccoli qua. E adesso chiamiamo i rappresentanti del gruppo, i primi che sono qua è il gruppo di Donostia, quindi Corupo Ama Bir Hignaren, la rappresentanza, eccoli qua. Adesso chiamiamo una rappresentanza del gruppo Islam Togasco, una rappresentanza.
e anche una rappresentanza del gruppo Gioia di Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento. Allora, eccoli qua i ragazzi di Giacarta, dall'Indonesia. Accogliamoli con un applauso. Potete consegnare il ricordo. Ed ecco qua i ragazzi di San Vito. Con questo abbiamo assolto i nostri doveri istituzionali, congediamo i nostri amici dal palco con un applauso. Diamo inizio a quello che è la parte, diciamo, forse più attesa, no, da voi pubblico, quindi quello dei gruppi che arrivano da così lontano. Il primo arriva dai Paesi Baschi. I Paesi Baschi sono molto noti, no? Sono un'area, sono 7 regioni tra la Francia e la Spagna. Loro arrivano da Donostia e il loro nome è un coruco